Vi spiego tecnicamente quando e come interviene la polizza vita. Facciamo sì. un esempio? Certo. Lei, signora Ines, ha appena dato la cera in tutta la casa. Sì. Ha deciso di rinfrancarsi con un bel bagno rinfrescante. Esce però dal bagno con i piedi ancora bagnati. Beh, anche a te però, e ora te cerchi. Va dritta verso il ripostiglio dove va a prendere la scala, quella vecchia di legno a pioli, quella traballante, Complimenti. per andare a prendere sullo scaffale, quello più in alto di tutti, quello scatolone pesante dove il signor Duilio tiene la sua collezione di coltelli affilati. Non te altri posti per tenere che i marci dei cortei siete insieme io proprio adesso ora? Almeno con una coesione dei cortei. Non sarebbe la posizione adeguata No. per Sì, ma è un esempio perché mi negò i cortei. Voglio sentire come che va a finire per colpa di tuo cortei, sentimo. A quel punto la signora Ines, prendendo quello scatolone Eh, molto pesante, già. mantenendolo sulla testa, scende le scale, ma non ha le mani libere per sì. potersi tenere ben no. salda sulla scala, già Aiuto, traballante. aiuto. Di su. Per fortuna, in quel momento, il signor Duilio entra in casa, scivola e muore. Io? Crassa ad esempio io. Per fortuna. Ma per fortuna, intanto sono morto per fortuna cosa, ma questa qua va su per una scala traballante, i piemoi, c'era per terra, i cortei insieme alla testa. Era un esempio di Sì, ma mica a morire, che non è credibile un esempio del genere. Facciamo un altro esempio. Facciamo un altro esempio, aspetta, dai. Domenica pomeriggio Sì? decidete di fare una bella passeggiata lungo la statale. Complimenti per la scelta. Aspetta. Il signor Duilio passeggia sul marciapiede Sì, c'è il con marciapiede. a fianco la sua splendida signora Ines. Quando la signora Ines vede dall'altra parte della strada, vede dei fiori bellissimi. Improvvisamente prende e attraversa la strada così senza pensarci, senza guardare. Succede. Sì, se un passo ai fiori, ma... Erano bellissimi, Ma vedo. allora dimmi che vuoi cercartela. Succede. Ma in quel momento lei non si accorge del sopraggiungere di un camion che va ad altissima velocità. Fatta frittata. Duigno in statale di domenica, chi c'è che si aspetta che ci sia i cami di domenica? Dai, Deine, non avere scuse, è stata una morte di sbadattaggine. No, perché per fortuna il camionista si rende conto di questo gesto improvviso della signora Sei Ines, sterza, finisce sul marciapiede dove investe il signor Duilio che muore. Ma No! sei ero sul marciapiede, Per fortuna. Ma com'è possibile? Se ero sul marciapiede, come faccio a morirmi? I cami, i cami. I cami cosa? I cami? Facciamo un altro esempio. Aspetta, facciamo un altro esempio, vediamo se va Facciamo un altro meglio. esempio, Dai. facciamo un altro esempio. La signora Ines sta cucinando. Eh. Sta cucinando una cena meravigliosa per lei, signor Duilio. Vuole farle una cena meravigliosa. Bene. Sta cucinando da tutto il giorno, mentre lei tutto il giorno lo ha passato con i suoi amici a giocare a paddle. Complimenti, bravissimo signorino, mai aiutare in casa, sai? Qui lo so a padre, cos'è sta storia? Aiuta che Sì, cavi, il paddle e i cortei via di testa. Sì, sì. O è paddle o a gussare i Ma sì, cortelli in garaie. Ma almeno con i cortei. Bravissima. Fatto sta che la signora Ines, mentre sta cucinando, si accorge che il fuoco non va più. Probabilmente è finito il gas dentro la bombola. Forza. Non avevamo a bombola. È dall'85 che non avevamo a bombola. Certo, e perché? Perché lei, signor Duilio, si è sempre dimenticato di cambiarla. No, perché siamo alla ciao al metano. Perché te si sempre giocare sto paddle, mai che te vaghi fino al ferramenta, torna a barsa del bombo e che ricaricare come faccio a cucinare? Come fai col metano te così che bomba non avevo? Cosa fa la signora Ines? Fa quello che faremo tutti. Va a controllare la valvola della bombola. Là bisogna E guardare. cosa fa poiché non vede bene perché è buio? Fa quello che faremo tutti, accende una candela sbadatamente. Attacca la bombola. Bravo. Sì, bravo. e ora te sei andato bene col camion, ma stavolta te finisce mai la storia. No, perché per fortuna qui interviene lei, signor Duilio, che spalanca la porta gridando. Ehi, tu cosa stai facendo con questa qua candela vicino alla bomba? Vuoi saltare per aria? Lei cosa fa, signora Ines? Duilio! Io arrivo là, Quindi bravissimo la cosa. Bravo il nostro eroe, bravo. Tornando a richiudere la porta, però la porta le si chiude addosso e la maniglia le sbatte qui sul fianco. Per fortuna però non muore. Se non posso una porta, non sai che... Non subito. Come non subito? Muore la notte stessa, Come la notte? dormendo sul divano. Cosa avevi fatto adesso? È probabilmente un'emorragia interna, deve essere successo Come è qualcosa di- successo una volta? E mi pensavo che ti eri sul stufo a paddle, invece... sì. Ma mi non vado a giocare a padel. Ma non che mogliaca, bomba, come faccio ad aver fatto queste morti? Guardi, signor Duilio, sa cosa diciamo noi? Del tuo domani non c'è certezza. Ma firma ora
per la sua sicurezza. Sai tu come che rispondo mi? Sì. Che gli anni passano come lampi e tuoni. Però in sto momento tu ti do, mi avevi rotto i c***i. Dai Duilio, dici che abbiamo esagerato un po' questi esempi, che muore sempre lui. Ah, può succedere, può succedere. Ma... Arrivo Duilio! Arrivo Duilio! Eccomi! Accende inavvertitamente una candela per farsi... Una candela? Tacca a bombola. Per fortuna, in quel mentre entra il signor Duilio che urla. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo con la candela attaccata a bombola? Siamo impazziti. Bravo, bravo, sbattendo la porta. Sbatto sì, perché l'ansia che innamora, Bravo. che innamora. Sono arrivato troppo tardi. Sono arrivato troppo tardi. L'ho persa. L'ho persa. L'ho persa. Il motore.